Ecco, questa è la tua azienda. Cos'è che possiamo fare dal punto di vista informatico? Non pensare di assumere dei strumenti privati, cioè che ti entri con login e password e gestisci, non so, tutto il tuo catalogo prodotti, ordini, i listini prezzi, te puoi fare entrare i fornitori, gli utenti, te puoi scambiare email, te puoi fare messaggi, vedere grafici e via dicendo. Ma potremmo anche pensare di avere degli strumenti per mostrarla in modo pubblico a nostra azienda, giusto? Quindi siti internet, landing page, i social network, tutto quello che tutta la gente poi è pubblico perché la gente può entrare senza password, senza quella roba. Nel specifico, cosa è sto privato che abbiamo parlato? Beh, è un database, ok? Che è un posto dove vi memorizzare i dati, che a altri poco vi interessa, basta sapere che esiste, e dopo te devi avere un pannello di controllo che può essere tuo di amministratore o che te di operatori dei tuoi dipendenti che lavora o te fa entrare degli ospiti per vedere i prodotti, cose del genere. E in più te puoi avere anche delle aree private che puoi entrare i fornitori, distributori, utenti, sempre tutto con login e password. Mentre dal punto di vista pubblico tutti puoi accedere perché te è un sito internet, per esempio, te sviluppi a SEO, che è tutta che roba che serve ai motori di ricerca per indicizzarti il meglio possibile, te puoi sviluppare dei newsletter, una landing page che è una pagina semplice e veloce dove te metti i tuoi prodotti e te speri di venderli. È un e-commerce completo, tipo Amazon, ok? E tutto il discorso dei social network, quindi creare canali social, campagne, usare degli influencer, creare dei tutorial su TikTok o cose del genere. Adesso vi altri direi, sì ma mia, da che parte c'è che commisso in mezzo a sto sputrume da roba, cioè mi viene mal di testa? Beh, guarda, è incredibile, ma per come che avevo scritto le robe su sta schermata, dovevi esattamente seguire sta sequenza. Cioè, vi serve il database, il pannello di controllo, le eventuali aree private, un sito internet. Questo devi farlo in sequenza. E uno dice, ma io voglio subito il sito internet perché è veloce, me lo faccio fare, me lo faccio conoscere. No, attenzione, perché se te hai il sito internet, sì, e può essere una brochure, che giusto perché uno te l'aggiunga va bene, potremmo anche concedertelo, ma se te cominci a pensare a voler mettere dei prodotti dentro, ti serve un database con i prodotti, quindi te vedi chi in alto che è il database. Se vuoi una landing page, sì, ma ti serve, se te una landing page perché te vuoi già vendere qualcosa, e allora ti serve il pannello di amministrazione con gli ordini e tutto quello che va io. Vabbè, e quindi capiamo che già a partire dall'alto, database e via dicendo. Vediamo come che si fa. Bon, se parte dal privato che abbiamo detto. E ti mi che detto, ma mi serve il database, il pannello di controllo, ma dove c'è queste robe? Dove c'è che mettono? Non mi ha capito. Beh, non so se hai mai visto per i te giornali che se quando chi mostra le sale server sti bussotti che enormi e dice ma come go a comprarmi una roba del genere, chissà quanto che mi costa, tranquilli. E quello che gli altri che ti dovrai acquistare è un VPS, un Virtual Private Server. Significa che io rite da un tocchetto del disk, qualche processore, un fia di RAM, di sti bussotti qua, ti riserva sul partì in modo protetto, sicuro e via dicendo, e là dentro viene messo il database, pannello controllo, il sito internet, landing page, tutto quello che andrà messo dopo. Ok, naturalmente il lavoro di metterli là dentro lo fa l'informatico, lo fa chi che te sviluppa tutte queste cose qua. Sì, ma in soldoni cosa c'è che vedo mi? Ecco qua, allora ti te vedi una sorta di schermata dove che te un pannello di amministratore che vi presenta qui fatti in sta maniera dove te grafici, te un menu, te puoi vederlo da cellulare, da tablet, da portatile, da dove che te vuoi, perché tanto sei in internet sta roba, no? Anche se sei super protetta appunto da sti server che te mette dentro una scatola sicura nella quale te puoi entrare solo te o a chi che te dà di credenziali. Sì, ma cavolo, adesso mi ho un altro attrezzo col computer che do scatto e che so già intrigare a lavorare. Vabbè, ma quando che te vergi il computer per lavorare in Excel non ti devo fare la stessa roba. So che invece di Excel te è una cosa molto più figa, molto più performante e più comoda anche per te. Sì, ho capito, ma quanto c'è che mi costa sta roba? Andiamo a vedere. Ecco qua ho fatto sta lista e ho messo proprio in ordine i step, che se 1, 2, 3, vedete che c'è anche più voci su ogni step, de spesa che te dovrai affrontare naturalmente, perché è come quando te compri un furgone per la tua azienda non stai a preoccuparti ma qua mi serve, te serve, un furgone te serve e un sistema, una web application, un gestionale te serve, non ti puoi fare a meno di dire che ti serve.
e quindi basta capire solo se te puoi dilazionare a spesa, se te puoi affrontarle in maniera serena. Allora te serve il Virtual Private Server, abbiamo detto che è roba che compriamo online dentro sti provider. Quanto costa? Guarda, se parte da una soluzione base che è 250 euro l'anno, per farsi capire, ti affitti tutto quello che è il spazio, il dominio, il www, il nome di autoditta, email, il database e tutto quello che serve assolutamente, chiave in mano. Dopo è chiaro che se il tuo business prevede un grande traffico di utenti, perché te sei uno che fa grosse vendite online o cose del genere, bisogna acquistare dei tagli superiori di questi server virtuali che abbia più RAM, più hard disk, più capacità di sopportare un peso. Però normalmente se sei una tua azienda piccola, una tua attività normale, te sei un elettricista, una tabaccheria, una pescheria, te sei una piccola azienda anche, ma anche media, comunque te puoi stare su quei costi là. Cioè, è difficile che te capiti a stressarlo così tanto, bisogna proprio che te sia più uno che lavora con gli influencer e ora ti arriva valanghe di utenti e là bisogna pensare ad acquistare tagli maggiori. Dopo che abbiamo il pannello di amministrazione, anche quello rientra nella prima spesa iniziale, cioè te è a ditta informatica, software house che te predispone, te crea, con i linguaggi di programmazione, crea tutte le schermate, i bottoni, tutte le funzionalità, email automatiche, grafici, PDF, documenti, Excel, pagamenti online, fatture automatiche, scadenziari, alert, tutto quello che ti interessa di sviluppare con questo pannello di amministrazione e anche appunto di accesso da parte di ospiti o dei tuoi operatori, dei tuoi dipendenti. Bon, questa è già la tua spesa. Se te vuoi dopo te puoi creare delle aree private, perché magari te hai di utenti che te fa di ordini col sito internet e quindi ognuno deve entrare nella sua area per vedere gli ordini, lo stato di avanzamento della spedizione e via dicendo, e dopo te fai il tuo sito internet dove che te metti i tuoi prodotti, te sviluppi il SEO, te fai un e-commerce e te addirittura te assoldi un social media manager che te cura i canali social, te fa promozioni, campagne, oppure te puoi trovare qualche influencer che te promuove i prodotti perché te ne regai, te dici senti fate un post, un video dove che te usi il mio prodotto e automaticamente te avrai un bel afflusso di gente sul tuo sito e sul tuo e-commerce e via dicendo. E infine te poi crearti dei tutorial, te vai su TikTok se te sei fotogenico, te sei bravo a riprenderti col cellulare, te puoi fare dei contenuti web che va tantissimo di moda adesso, dove ti esponi i tuoi prodotti in modo furbo, in modo intelligente, in modo divertente. Però al di là di tutto il discorsone, quello che mi interessa sapere è che ti devi affrontare questa spesa qua all'inizio. E il Virtual Private Server, che appunto abbiamo detto 250 euro l'anno, e il pannello di amministrazione, là dipende veramente da cosa che ti serve, quante schermate, quante funzionalità, se che sei ordini, se che sei prodotti, quindi là ti puoi andare da un minimo di 3-4k fino all'infinito naturalmente. Diciamo che un taglio medio del pannello di amministrazione si aggira intorno ai 6-7 mila euro e dopo se te vuoi qualcosa di più importante è facile arrivare a 10. Se dopo che sono tempo siti internet, e-commerce, te cominci ad andare a 20, 30, 40, 50 mila euro. Però se tutto rapporta sempre al tuo business, nel senso che se ti te spendi 10, ma grazie a questo strumento te ne guadagni 100, che mosa risolto tutto praticamente. Cioè, perché solo quello che dà il tuo scopo. Oppure un'altra cosa, se ti te spendi i tuoi soldi e te ne guadagni in tempo, perché il tuo tempo se comunque è denaro, se comunque la tua salute, anche qui è un qualcosa che bisogna quantificare, se te eviti che de sera te gabi a stare a mettere dentro fatture, a fare ordini e via dicendo, perché qui ordini si crea automaticamente o ti crea già i fornitori del giorno, già ti si risolto praticamente una buona parte della vita e te poi de sera stare con la tua famiglia, che se credo una delle cose più importanti che possiamo fare nella nostra vita, ecco. Perché va bene lavoro ragazzi, però se avevi dubbi o richieste riguardo quello che avevo detto, basta che me scrive, me contattate e questi sono i miei estremi, sono qua a vostra disposizione anche gratuitamente per consigliarvi al meglio. Ciao ragazzi.